Calcio d'angolo, parte Raimondo Lucera, ci arriva Giovenco! Parata del portiere, questo colpo di testa di Giovenco, preciso, forse un po' deboluccio, ma ha fatto il meglio possibile il nostro Ciuf Ciuf. Occhio Cagnolo! Occhio al cambio, Ricky! Ma sempre quello, puoi continuare. Accorcia il campo! Attenzione, Federico Maia in pressing sul portiere, la seconda volta che... Bravissimo Ciancimino a recuperare questa palla, recupera una quantità infinita di palloni, Ciancio. Non ti ho capito, perché c'era quello che stavo uscendo. Sei sicuro? Si riparte con una rimessa laterale in zona offensiva per i nostri. Camiolo per Amaya che la protegge benissimo. Era la Lucera, scusate, Camiolo la mette in mezzo, calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per i nostri, quindi una buona opportunità per i nostri. Passata Gabriele. Vabbè. Adesso direi per il punto, sì, non devi dire Al limite Jack. Yo. Attenzione Iannotti, la mette in mezzo per Carovana che anticipa Camiolo, bravissimo Carovana ad appoggiare verso all'indietro il numero 3 del Marsala Murato, però da Fabio Gaglio. Polizzi, siamo al minuto 37, il punteggio è di 1-0 per i nostri. Polizzi, Polizzi va lunghissimo verso Federico Maia che però viene anticipato dal capitano del Marsala. Ciancimino bravissimo qui a recuperare palla, però poi non è stato preciso. Attenzione Fabio Gaglio per Carovana. Tarantino può inventare ancora una volta. Attenzione Tarantino per Zappulla. Zappulla la appoggia per Duro che gioca adesso tra le linee. Duro per Lucera. Lucera di nuovo per Duro. Scambiano i due. Duro va giù. L'arbitro finalmente dà fallo per noi.
sulla palla, mischia in aria, Lucera la mette direttamente in porta, la cognata, la brava, facilmente. Attenzione al numero 6, Taormina. Minuto 40, 1-0, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Polizzi ha la palla tra le braccia e la può giocare lunga, secondo me. Andiamo Peppe! Qua lunghissima Polizzi, la palla per Amaya che però viene anticipato ancora una volta dal Rallo. Bravissimo il capitano del Massala, Rallo duro qua per Zappulla, Zappulla per Ciancimino, Ciancimino va bellissima questa palla, Ciancimino per Cexterio che in area di rigore può tirare, la licata di piede, la mette in calcio d'angolo, bella palla di Ciancimino per Cexterio. Jack, facciamolo! Vedi se si può fare, c'era! Vedi se si può fare. Lucera, dato mister Filippo che ci chiama lo schema. Lucera sulla bandierina, va però dentro e tira di rigore Fabio Gaglio! Schiaccia Fabio Gaglio, incredibilmente questa palla si è alzata sopra la traversa, incredibile! Fabio Gaglio ha schiacciato troppo per terra ma aveva fatto perfettamente, è stato solo sfortunato il nostro capitano, che colpo di testa di Fabio. Peccato Fabio Gaglio. Rallo comincia da dietro l'azione. Questa testa Remo! Va a lungo, non ci arriva Zappulla, ci arriva però Iannotti che può lanciare Sapienza, lo fa, ci arriva Camiolo, bravissimo con la diagonale difensiva. Fabio Gaglio per Tarantino che non vada per il sottile. Salta! Jack Serio la stoppa, sì, palla per Duro, Duro di nuovo per Jack Serio. Jack Serio, occhio come danza Jack Serio in mezzo a tre per Lucera, come infiamma il comunale Jack. Danza in mezzo a tre uomini. Buona Jack, bravo. Giriamoci, occhio! Occhio Riccardo! Occhio Ciancio! Occhio! Intanto... Occhio Iva! Vedi, stai alto, Fe! Attenzione, Bono va lunghissimo, Fabio Gaglio di testa la spazza. Bravissimo qua Duro, recupera questa palla, a ripartire per Jack Serio, il nostro adesso possiamo dare il contropiede. Jack, bellissima la palla per Lucera, esce la licata, bravissima anche la licata. Ciancimino alimenta l'azione offensiva, Amaya però torna indietro perché Tarantino per Camiolo per Zappulla che adesso potrebbe cambiare da questo lato, invece no, si ostina a giocare a sinistra. Ciancimino prende palla, gira per Tarantino per Fabio Gaglio. Zappulla, bravissimo qua per Giovenco per nessuno. E può ripartire il Marsala con Iannotti, ancora una volta bravissimo Giovenco, attenzione Zappulla, incestica.
Pulizzi va lunghissimo per Federico Amaya, e stavolta ci arriva bene di testa. Ciancimino da fuori, che gol del Ciancio, che gol del Ciancio Ciancimino, che gol di Ciancimino. Era stato bravissimo stavolta Federico Amaya ad arrivare sulla palla di testa, e Ciancimino con una saetta da fuori aria trova un gol bellissimo che vale il 2-0. E adesso il San Giorgio vola. 2-0 San Giorgio, risultato pienamente meritato per quello che hanno fatto vedere i nostri giocatori, per quello che ha fatto vedere la nostra squadra. E adesso il nostro Giuseppe Sito va a sistemare il tabellino, perché i gol diventano 2, San Giorgio 2, Marsala 0. Al 45esimo illumina il comunale Ciancimino. Marsala che sembra essere passato per una difesa a 3. Se posso dire la mia, questo gol l'ha preso forse mister Brucculeri, perché ha spostato Rallo dal centro, Rallo che aveva anticipato in tutte le precedenti occasioni, e Federico Amaya ha spostato Rallo sul centro-sinistra. Amaya è saltato praticamente da solo e questa palla è riuscita ad andare. L'arbitro ha qualcosa da ridire. Attenzione Ciancimino per Duro per Lucera. Adesso i nostri vanno sulle ali dell'entusiasmo. Lucera per Duro, che però forse non ci arriva. Peccato, si poteva fare meglio in questa occasione, ma va bene così. Sei bravissimo Jack Serio in ripiegamento. Ciancio, va bene così. Se Federico Amaya ci arriva, peccato, il riparo non lo favorisce. Ma bravissimo qua in fase di pressing il nostro Federico Amaya, quando siamo adesso al 47esimo. La partita, il primo tempo sta per finire. Rifiata! Oh, rifiata! Gestisci! Se ne Tarantino su Carovana. Ha dato 3 minuti di recupero, quindi si giocherà ancora per 3 minuti. Palla per Carovana l'appoggia lì dietro, palla in mezzo del Marsala, ci arriva Pulizzi. Che sicurezza! Il nostro numero 1. Facci vedere il campo, Fede! Facci, Fede! Salta! Forte! Bravo! Occhio che gioca, Ciancio! Ciancimino bravissimo a recuperare questa palla per Amaya, che l'appoggia per Duro di nuovo per Amaya che dovrebbe servire Jack Serio. Sì, infatti lo fa. Jack Serio per Amaya per Serio per Zappulla, che adesso potrebbe cambiare lato. Bravissimo Zappulla a metà, perché la palla viene intercettata dal giocatore del Marsala. Bravissimo Gabriele Giovenco, che domina di testa su Sapienza. Duro qua poteva anche prendersi la rimessa laterale. Attenzione Sapienza che può battere questa rimessa laterale.
e voleva ricominciare da dietro, lo fa. Attenzione, palla per Lucera. Giovenco su Sapienza, bravissimo Giovenco su Sapienza. Che primo tempo del San Giorgio Piana. E adesso finisce la prima frazione di gioco, vi diamo appuntamento per i secondi 45 minuti. Per adesso vinciamo 2-0. Grande prestazione del San Giorgio Piana, ci sentiamo nel secondo tempo.
che la siamo quasi pronti per la ripresa. Vediamo le due squadre e la terna arbitrale che stanno tornando sul terreno di gioco, perché si ricomincerà a giocare per questa seconda frazione. Si ricomincerà ovviamente felicemente dal 2-0 del San Giorgio Piana sul Marsala Calcio. Gol di Serio e di Ciancimino che ha spaccato la porta dal limite dell'aria. 2-0 per i nostri. Adesso le due squadre invertiranno la porta da difendere e la porta da attaccare. Ci scusiamo per i primi 20 minuti di gara in cui abbiamo avuto dei problemi tecnici e quindi non abbiamo potuto fare vedere per come volevamo, per come siamo abituati la partita. Giusto in una giornata particolare in cui comunque viene una squadra qui come Marsala, piena di storia. Però adesso speriamo che comunque dagli ultimi 20 minuti del primo tempo abbiamo risistemato la qualità delle immagini e l'inquadratura. Adesso siamo pronti a raccontarvi serenamente e felicemente questo secondo tempo, da cui si ripartirà, come vi dicevo, dal 2-0 per i nostri. 2-0 per i nostri. Il calcio d'inizio della seconda frazione sarà affidato a Carovana, al Marsala Calcio. Ci sarà subito un cambio per quanto riguarda il Marsala, dentro il numero 7. Non so chi ha abbandonato il campo, forse il numero 3, sì, ha lasciato il campo il numero 3 Marchese. È uscito il numero 3 Marchese, dentro il numero 7. Se non andiamo errati, dovrebbe essere uscito il numero 3. È entrato il numero 7 Carlo Rallo, dovrebbe essere uscito. Loro si sono messi a 3 già dall'inizio, dalla fine della prima frazione. Negli ultimi 5 minuti già erano a 3. Quando abbiamo fatto già il gol con Ciancimino già erano a 3. Vediti la cosa, vediti la ferma. La ferma. La ferma è rossa. Era quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. 2-0 per noi, 45 minuti da giocare. Parte subito in attacco il Marsala. Camiolo pazza a metà, la palla per Taormina che la mette in mezzo, esce Polizzi di pugno, male. Ciancimino però risolve tutto e va su Camiolo per la maglia che di tacco cerca di lo spizzico per Luciano, non ci arriva. Facci vedere il tuo Rallo per Taormina cerca l'altro Rallo. Buona, Fede. Non l'ha mandato. Facci sotto, Remo. Federico Amaia qua cerca di cambiare tutto il gioco per Serio che va ad insidiare Rallo, che però è bravissimo qua a spazzare Sapienza, ricorre la palla ma la ricolle anche Serio, ci arriva Jack Serio che può marcare. Ricomincia da Gabriele Giovenco che si accentra benissimo. Gabriele Giovenco per palla bellissima per Duro la mette in mezzo, gol di Duro, il 3-0 lo firma Duro. Grandissimo Gabriele Giovenco che dall'esterno si è accentrato, ha dato palla a Duro che freddo, preciso, puntuale ha siglato la rete del 3-0 quando siamo al 47esimo, neanche 2 minuti pieni dall'inizio della seconda frazione, e i nostri mettono la testa su, 3 volte la testa su, 3-0 e adesso è in surplus. C'è una ragazza con uno striscione appeso, non riusciamo a vedere quello che c'è scritto. Beppe, che c'è scritto? Vedi se riesci ad inquadrare il Pampa. Ora proviamo Vittorio. Ecco qui. È il Pampa Vetrano, facci sognare. Ma chi è il Vetrano? Forse qualcuno del Massala, ma non si sogna, sul 3-0 diciamo che non si sogna. È un po' difficile, Vittorio, è un po' difficile. Poi tra l'altro Vetrano è pure in panchina, quindi
Vabbè, magari entrerà, vedranno e farà sognare il Sassara. Tarantino va lunghissimo per Lucera che ci può arrivare e ci arriva anche. La domestica, la stoppa, punta il diretto avversario, lo salta il primo ma non il secondo. Rallo, Carovana, Tarantino ruggisce su Carovana, Giovenco bravissimo di tacco in surplus su Fabio Gaglio. Calma! Fabio Gaglio va a lungo per Federico Amaia che di testa la spizzica. Secondo me una piccola lettura, Lucera prende palla e c'era fallo, sì. Una piccola lettura. Amaia non stava prendendo neanche un pallone con Rallo centrale, poi quando si è spostato sul centro-sinistra ha cominciato a prendere tutti su lui, palloni di testa, quindi anche un piccolo errore. Lucera che è rimasto giù, però è stato un colpo forse per Lucera che è rimasto giù. Non c'è storia al Comunale Alicauni, San Giorgio 3, Marsala 0. Lascialo libero. Jack Serio sulla palla. È uno scontro abbastanza temuto questo alla vigilia da San Giorgio e Marsala, ma il Marsala si è dimostrato ben poca roba. Jack Serio sulla palla, tirerà in porta? Sì, tira in porta, ma bravissimo la licata. Tarantino su Giovenco, parte Giovenco, parte Ciuff Ciuff Giovenco, salta il primo, salta il secondo, la mette in mezzo per cross di Giovenco. Il numero 6 Taormina è costretto a metterla in angolo. Ciuff Ciuff, campione Giovenco, la giocano corto i nostri. Lucera per Serio per... c'era un contatto in occhio. Camiolo per Lucera. Fabio Gaglio è anticipato da Liotti, punta Fabio Gaglio. Fabio Gaglio però non lo lascia passare. Fabio Gaglio. La lunga per Jack Serio, Lucera la stoppa, bravissima la maglia, adesso può fare... No, cosa ha fischiato l'arbitro? Ma che hai fischiato? Non capiamo cosa ha fischiato l'arbitro, ogni tanto gli viene la fantasia di fischiare qualche contatto. Bono all'indietro, Zappulla per Amaia, Zappulla per Ciancimino. Può ripartire, bravissimo Ciancimino che esce in mezzo a due, bellissima la palla di Ciancimino, shock, che azione di Ciancio che era passato in mezzo a 4, aveva dato un filtrante a Jack Serio davanti al portiere, però si è fatto ipnotizzare dalla licata. Ma che giocata di Ciancimino! Camiolo, Jack Serio ricorre questa palla alla licata, la blocca. Forma strepitosa in questo periodo per Ciancimino, in gol già domenica d'Alcamo, in gol anche oggi, ma la qualità delle sue giocate, la quantità di palloni recuperati che in questo momento colpisce di Ciancimino.
bravissimo Ciancimino per Lucera, esce la licata però fa solo la palla ma via male ancora Ciancimino, è ovunque il Ciancio. Ciancimino per Zappulla, Zappulla per Serio sbaglia però perde palla, ancora Zappulla e ancora Ciancimino. Ciancimino bravissimo a guadagnare questa punizione. Giocatore totale Ciancimino. Gabriele! Tarantino per Giovenco per Serio per Duro verso la corrente Giovenco che non ci può arrivare. Seguiva un motorino Giovenco per arrivare a questa palla, ma ci sta un errore ogni tanto, ci sta. Tarantino per Camiolo. Camiolo va sul fondo. Lucera in anticipo, attenzione Raimondo Lucera per Amaya che allarga tutto per Duro. Forse era la palla per Giovenco che Duro ha intercettato. Sapienza, fallo di Duro su Sapienza e sarà punizione dalla tre quarti offensiva per il Marsala. Attenzione, gioca il Marsala con l'uomo a terra. Dove voleva andare Bono? Dai, Peppe! Zappu! Alle spalle, sentilo! Gabriele! Se ne palla in mezzo, la intercetta Federico Amaya che può far ripartire subito Jack Serio. Velocissimo Jack ma esce ancora. Sbaglia! Attenzione, cosa ha segnalato il guardalinee? Vorrei capire cosa ha segnato il guardalinee. Giallo per Sapienza e quindi punizione per noi. Sarà un cambio per il Marsala, esce Sapienza, è uscito già dall'altro lato, dentro il numero 16. Serio per Tarantino,
che alza la testa, può tirare da fuori aria Tarantino. Mamma mia, ma cosa è successo? Ma cosa stava facendo Tarantino? Ma che tiro di Tarantino, che gol stava facendo Tarantino. Abbiamo capito, forse si è preso l'incrocio, si è preso la traversa, si è preso il palo, insomma poi avremo modo di rivederlo. Ma che cosa stava facendo Tarantino? Che calcio di Tarantino col suo sinistro. San Giorgio Piana vicinissimo al 4-0, 4-0 che siamo sicuri arriverà. Minuto 58, diciamo un risultato meritatissimo del San Giorgio Piana per quella che è la prestazione, per quelle che sono le occasioni create e per quelle che sono soprattutto le occasioni non create dal Marsala. Giovenco, sintomo di una compattezza di squadra. Jexerio che può ricominciare da dietro con tranquillità verso Tarantino. Ma cosa stava facendo Tarantino? Camiolo sbaglia questa palla però per Ciancimino, recupera Zappulla ma gliela ridà a Bono. Bravissimo qua Duro, un altro recupera palloni che l'appoggia per Giovenco per Jexerio. Non è contento Giovenco, diciamo, del fallo che forse Iannotti ha fatto su di lui. Il numero 16 era Zingales. Tanto ricordiamo, ben ricordi evoca il Marsala per Lucera, che è il primo gol tra i professionisti con la maglia del Palermo, l'ha fatto proprio Raimondo Lucera. Oh, numero 4! Polizzi, Jexerio prende palla, fa correre Amaya che la addomestica in area di rigore, la mantiene, la tiene, la protegge, si gira ma gli viene soffiata la palla e per fortuna arriva Jexerio a recuperarla e può giocarla per Giovenco che adesso alza la testa, va in mezzo di nuovo per Amaya, bravissimo qua Federico, sbaglia però l'appoggio finale, la palla che ritorna tra i piedi di Duro che la gioca per Jexerio. Jexerio per Duro, adesso il mister chiama il cambio di zona, ma Zappulla continua ostinatamente a giocare sulla sinistra. Gioca! Veloce! Fabio Gaglio, bellissima la palla di Fabio Gaglio per Jexerio, ci arriva però prima di tutti il difensore del Marsala. Duro per Jexerio che la può mettere in mezzo dove c'è Amaya che la stoppa, si gira, la licata la prende facile e può fare ripartire i suoi. Fallo di Ciancimino, qua forse c'erano anche gli estremi, dobbiamo essere sportivi, gli estremi per un cartellino giallo, l'arbitro.
Bono. Giovenco su Iannotti. Giovenco la manda in tribuna. C'è Fabio! C'è Fabio! Fabio! Gioca! Bravissimo qua Bono, in mezzo a 3, in mezzo a 4, in mezzo a 5. Oggi La può mettere in mezzo Polizzi, la partenza fuori. 2 minuti. Oh! Senza paura! Gioca! C'è Zappulla, prende questa palla. La gioca per Giacimino, Giacimino per Tarantino. Se no sì. Giocano anche con il cronometro, Giacimino per Duro. Duro per Jack Serio a memoria. Bravissimo ad accentrarsi Jack Serio a cambiare per Amaya, per la palla c'è Lucera forse in mezzo, vediamo se lo vede Federico, non lo vede. E il Marsala recupera palla, peccato Amaya lentissimo qua. Poteva girare meglio questa palla, peccato Fede, alla prossima. Giovenco per Fabio Gaglio, Fabio Gaglio. Giacimino non ce la fa più. Pronto Alberto Montoro. Domenico! Domenico! Tutto! Domenico! Dottore! Giacimino sta male! Domenico! Vedi che deve fare con le Dai dottore, Giustore, il numero 1 dei dottori di Palermo e provincia, Giuseppe Giustore, pronto con la sua valigetta ad entrare in campo e a salvare il salvabile. Non vuole entrare, non vuole entrare. Il dottore Giustore non vuole entrare in campo. Rifiuta la passerella il dottore Giustore. Chi hai fretta, quante linee? Alberto Montoro che entra al posto di Giacimino. C'è un cambio anche per il Marsala. Pronto ad entrare il numero 18, finalmente lo striscione, eccolo là, è il Pampa Vetrano per sognare. Finalmente entra il Pampa Vetrano. Zappulla! Vediamo se possiamo sognare insieme al Pampa Vetrano. Duro! 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 Finalmente è entrato il Pampa Vetrano, finalmente c'è lo striscione, inquadriamo lo striscione nel Pampa Vetrano e finalmente è entrato in campo. Marco dentro e quanto fuori. L'unico tifoso da parte per il Marsala. Immaginiamo sia la mamma o la fidanzata. È sempre meglio. Giovenco non bada per il sottile, ma trova fortunatamente anche Jack Serio che la può stoppare, può puntare Filippo Rallo. Palla in mezzo di Serio, sbagliato il suo cross, ma ci sta, ci può stare. E va bene così. Palla per il Pampa Vetrano, Fabio Gaglio ci fa sognare lui. Che lo anticipa. Giovenco per Tarantino, Tarantino bravissimo per Camiolo che va per Lucera, anticipato però da Damonte. Grande a Montoro. Tanto il numero 8 del Marsala ha una certa fretta. Palla per il Pampa Vetrano. Bravissimo Montoro a proteggere l'uscita della palla. Era entrato benissimo ad Alcamo Alberto Montoro.
andare col suo rilancio lunghissimo, e così è. La palla arriva da Maia che la spizzica verso Jack Serio, adesso le sta prendendo tutte Federico Bellibelli. La palla per Jack per Lucera, ma la posizione del numero 7 rossonero era di offside. Posizione Remoto. C'è la bandierina alzata del guardaline che forse ha battuto, diciamo, in una posizione non corretta la Licata, o forse con la palla in movimento. Polizzi esce a far sua la palla, protetto sia da Tarantino che da Fabio Caglio. Minuto 69, Polizzi va lunghissimo. Zappulla. Carovana su Zappulla. Con Zappulla l'arbitro fischia un fallo per il Marsala. Jack Serio per Giovenco, i due si capiscono a meraviglia. Fabio Caglio su Carovana, la pulla per Tarantino. Serio per Duro, Duro per Amaia, Amaia per Serio, Serio di esterno meraviglioso per Lucera, forse un po' troppo lungo. Jack Serio. Montoro può allargare per Camiolo, benissimo. Camiolo per Zappulla. Zappulla per Tarantino, prestato da Carovana. Tarantino se la porta fuori, va bene. Vai. Riccardo! Carovana, bravissimo Camiolo su di lui. Bellissima palla di Montoro per Lucera. Lucera. Bella palla di Lucera per... Mamma mia, Federico Amaia. Gliel'aveva detto Mister Chinnici di andare da solo.
pecca qua Federico Amaya sotto porta e non va bene sinceramente. Bravissimo Montoro, Duro raccoglie la palla sporcata da Alberto Montoro, Duro bellissima la palla di Duro per Giovenco, che coppia ragazzi, Giovenco entra in area di rigore, ciuff, Giovenco! Che palla per Federico Amaya che ancora sotto porta, non è lucidissimo e adesso, ma che palla di Duro per Giovenco e che azione di Giovenco ragazzi, i due pupilli di Mister Chinnici. Intanto Giuseppe inquadra gli instancabili UCV, fantastica la nostra curva. Lucera prende palla, bellissima palla di Lucera per Serio, come illumina Raimondo per Jack. L'Alicata è stato bravissimo a uscire e a prendere palla, ma eccoli là i nostri fantastici UCV, il nostro 12° uomo in campo, e dico 12° perché non posso dire primo, ma è come se lo fossero, la curva West. Fantastica, instancabile per 90 minuti. Grande palla poco fa di Lucera per Serio che non ci è arrivato per un soffio. Polizzi lunghissimo nelle zone di Rallo, il capitano del Marsala, Filippo Rallo. Fabio Gaglio sul Pampavetrano. Che stagione quella di Fabio Gaglio, un muro. Fabio Gaglio per Tarantino per Polizzi. Quando siamo al 75esimo, prestazione perfetta del San Giorgio Piana. Giovenco per Serio. Bellissima la palla per Amaya che la tiene, può far correre Lucera, bravissimo qua Federico Amaya per Raimondo Lucera che entra in area di rigore, deve soltanto fare gol e traversa. Doveva solo fare gol, è stato sfortunato Raimondo Lucera, bravissimo qua Amaya in questa occasione a farlo correre, traversa di Raimondo Lucera ed è la seconda traversa dei nostri. Duro per Giovenco. Quante occasioni del San Giorgio Piana che sta surclassando il Marsala. Falli stare, compa, falli stare. Serio per Montoro. Montoro punta, palla di Montoro qua stavolta, adesso può partire un 4 contro 3 del Marsala. Alberto Montoro bravissimo però sia lui sia Fabio Gaglio a recuperare da un piccolissimo errore che ci può stare. Alberto chiede scusa ai compagni. Bravissimo anche lui si dice a predicare calma tra i loro, può succedere un piccolo sbaglio, può succedere, può capitare, ma lo stesso Montoro era andato a recuperarlo insieme all'aiuto di Fabio Gaglio, può succedere. Alberto Montoro è stato il primo a chiedere scusa ai compagni. Serio, fallo di Rallo su Serio, anche l'arbitro del nostro stesso avviso, intanto sta per entrare Spina per Federico Amaya che era stato poco lucido negli ultimi minuti sotto porta. Serio, centrale, tu sempre qua e Spina sta dentro. Oh, altrimenti non stai facendo la punta. Fede! Sì! Fino a qua, non c'era centrale. Ha lottato Federico Amaya anche nel primo gol di Giancimino, c'è anche merito anche suo. È mancato forse solo il gol a Federico Amaya. Entra Loris Spina con il numero 20 e va a fare l'esterno a destra, a sinistra.
Lucera falso 9. Fabio Gaglio proprio per Lucera. Bravissimo qua Camiolo in anticipo, Giovenco, cioè bravissimo Giovenco con assoluta tranquillità per Zappulla che lancia Spina, che la può tenere in campo, ci riesce, bravissimo Spina. Spina la mette in mezzo bene, dove ci arriva Rallo a togliere le castagne dal fuoco. Duro per Giovenco, Giovenco per Serio, bella azione dei nostri che chiamano il fallo di mano, il fallo di mano che c'è? Sarà punizione dal limite dei nostri. Jack Serio, partenza alla mattonella, fischio dell'arbitro, parte Jack Serio direttamente in porta, la licata, vola a mettere in rimessa laterale, sì, in rimessa laterale. Tanto si riscaldano sia Porcelli sia Zumbo, mancano 10 minuti alla fine della partita, 10 minuti più recupero, che immaginiamo non sarà neanche ampio, visto il risultato, o almeno ci auguriamo così. Giovenco va a battere la rimessa laterale in zona offensiva. Giovenco per Fabio Gaglio. Zappulla bravissimo in recupero. La gioca per Polizzi, Polizzi per Giovenco. Intanto adesso Jack Serio va a fare il falso 9 e Raimondo Lucera a sinistra. Arriva sulla palla Montoro, bravissimo a far correre proprio Lucera, Lucera che può cambiare tutto per Jack Serio, peccato è stato bravissimo il numero 17 del Marsala ad anticipare. 3 contro 2 la forziamo, 3 contro 2 e la forziamo. Attenzione Duro, adesso può far correre Spina, e lo fa correre bene, che stagione di Duro, Spina di punta. Questa partita potevamo stare anche 4-5-0, c'è la superiorità totale del San Giorgio Piana sul Marsala. Spina, Lucera la mette in mezzo, ci arriva ancora una volta il 17 del Marsala Calcio. Lucera! Non so dove nasce lui. Tarantino per Fabio Gaglio. Fabio Gaglio per Giovenco. Giovenco per Polizzi, attenzione al pressing di Carovano. Polizzi va a lungo. Rallo in anticipo su Lucera. Arriva Giovenco su questa seconda palla. Prova a cambiare tutto. Jack Serio che anticipa da molto, è bravissimo di prima per Lucera che adesso può prendere palla. In mezzo ci sono Duro e Spina. Lucera la porta ancora, la mette in mezzo. Non era stata male l'idea di Lucera. Attenzione, mamma mia, Jack Serio
Zappulla si fa saltare Alberto Montoro. Adesso siamo scoperti. Vai fallo! Mamma Vetrano. Aiuta, Spina, aiuta, Vetrano. Vetrano. La consegna a Zappulla che gliela riconsegna, però sbaglia qua Zappulla. Sbaglia anche Vetrano. Giovenco. Bravissimo Giovenco con tutta la sua esperienza. Si porta il ragazzino del Marsala fuori e si guadagna una rimessa laterale. Giovenco per Zappulla, Zappulla di nuovo per Giovenco, Giovenco ancora per Zappulla. Gabriele! Fabio Gaglio per Tarantino, ma la pallina in movimento, bisogna ribattere. Tarantino per Giovenco, Giovenco per Lucera, la palla però sfila fuori. E adesso aspettiamo soltanto il triplice fischio per prenderci questi 3 punti e per volare ancora in alta classifica. Adesso proviamo ad andare a leggere i risultati. Saliamo! Non ci piove, senza motivo di arrestare, oh! Allora andiamo a leggere i risultati delle avversarie. Clamoroso a Bagheria, il Casteltermini vince 3-1, San Vitolo Capo 3, Camarat 0, il Cus Palermo vince in casa dell'Empedoclina 0-2, la Palmo sta vincendo 1-0 a Giardinello, l'Alcamo vince 3-0 a Carini e il Partinico Dace vince in casa del Gemini per 2-1. Risultati che comunque non sorridono pienamente ai nostri, perché sia Parma che San Vitolo Capo stanno vincendo. Ma tanto dipende tutto da noi, non dobbiamo guardare le altre. Occhio Ricky, Marco dentro e guarda fuori! E adesso però in zona playoff si ridisegna un po' tutto, perché il Cus Palermo si fa vicinissimo a Bagheria. E San Giovanni Gemini perde. C'era qua la stoppa. Pronto un altro cambio qui San Giorgio Piana, dentro un altro under. Attenzione qua, Alberto Montoro si fa saltare da Vetrano, la palla arriva lì dietro per il numero 7 che ci prova da lontanissimo. Polizzi se la fa scappare, per fortuna c'era fuori gioco. Piccolo sbaglio di Polizzi, per fortuna salvato dalla linea dei suoi compagni. Era in fuorigioco. Stai bene? Lucera! Zubo per Lucera. Ottantesimo minuto, mancano 2 minuti più il recupero. Polizzi rimane giù.
su Polizzi. Sei la nazionale. Vediamoci che non vedo niente. Grazie. Zumbo per Duro, Duro, ci prova da fuori. Cosa? Domenico! Pronto un altro cambio, l'ultimo per il San Giorgio Piana, Porcelli per Zappulla. Abbiamo fatti 4 cambi. Sono 3 i minuti di recupero indicati dal direttore di gara. Si giocherà ancora per 3 minuti dentro Porcelli per Zappulla. Camiolo la mette in mezzo, malino. Fermo Porcelli! Fermo Porcelli! Bravo Camiolo! Lascia la palla, Ricky! Aiuta Zulmo! Oh, Jack in mezzo, Jack! E adesso che mancano soltanto i minuti di recupero possiamo ribadirlo, prestazione eccezionale del San Giorgio Piana, difensivamente, offensivamente, in tutto e per tutto, grande prestazione del San Giorgio Piana che ha battuto una squadra che era in forma come il Marsala Calcio. Perché noi non li segniamo. Quinto e ultimo cambio per il San Giorgio Piana. Cambio. Pronto Tricoli per Giovenco. Tarantino su Carovana. Giovenco a posto. Arbitro! Mario. Applausi per Gabriele Giovenco, alta prestazione totale di Gabriele del numero 2. Detto Tricoli, capitano della Juniores. Prestazione super di Gabriele Giovenco, che lascia il posto a Tricoli.
attenzione del Marsala, se ne occupa da Monte,